Ieri è stata una giornata di confronto molto interessante in cui c'è stata la possibilità di iniziare a rapportarci sui temi legati alla pesca professionale all'interno delle nostre lagune e all'acquacoltura. Oggi approfondiamo e proseguiamo il percorso degli Stati Generali della Pesca trattando un tema che è assolutamente importante, che è quello della sostenibilità. Rappresenta una delle sfide stringenti che riguardano il futuro. Come è stato detto dal direttore Luigino Pelà e anche dal sindaco di Porto Tolle, che vivono quotidianamente la realtà del delta del Po, il tema della sostenibilità, seppur declinato in un'attività tradizionale e storica, è da sempre esercitato dai nostri pescatori e da chi vive e lavora nel mare e nelle nostre lagune. Pertanto è importante dare un messaggio corretto che riesca anche ad uscire dal circuito degli operatori del settore e dei soggetti interessati, ma che riesca ad andare anche all'opinione pubblica, ovvero che i pescatori nell'ambito del loro lavoro, nell'ambito della loro attività, non sono dei soggetti che sfruttano una risorsa naturale al fine di trarne unicamente un profitto. Esattamente la realtà è diametralmente opposta, ovvero il pescatore, i nostri produttori delle lagune e i nostri pescatori del mare sono soggetti la cui presenza è indispensabile affinché venga mantenuto quell'equilibrio e quella produttività del sistema lagunare e del nostro mare che permette appunto il tema della sostenibilità. Ringrazio a nome del Presidente del Consiglio di amministrazione della cooperativa tutti i partecipanti, in modo particolare la Regione, l'assessore Corazzari, unitamente il Sindaco Pizzoli, perché hanno favorito che uno degli appuntamenti tematici che si sviluppano in queste giornate in Veneto, degli Stati Generali, venisse fatto proprio a Pila, e in particolare in questa sala, sede di una cooperativa storica nata nel 1947, che è anche gestore del mercato ittico. A Pila, come tutti ormai sapete, è presente la marineria più importante di questo territorio, però siamo altresì importanti per tutto quello che è il mondo dell'acquacoltura, perché abbiamo oltre 1500 imprese, di cui più della metà sono donne. Oggi si parlerà di sostenibilità economica, ambientale e sociale. Mentre per quello ambientale ormai il tema è mondiale e se ne discute ormai da tanti anni e se ne discuterà anche molto nei prossimi anni, credo che quello che fa partire tutto e il motore, diciamo, della sostenibilità sia proprio quella economica, perché se manca l'economia possiamo parlare di tutto, però i motori, come si suol dire in pesca, si fermano. Ieri è stata una giornata, diciamo, di partenza per mettere in moto i motori. Oggi si comincia a parlare anche di temi ancora più concreti. Mi dice cosa si aspettano a Chioggia da questi Stati Generali? Beh, io partirei dalla giornata oggi che riguarda come oggetto la sostenibilità, tutti quanti ne parlano, ma ovviamente dobbiamo ricordare che c'è una sostenibilità economica, sociale, lavorativa che deve essere salvaguardata, tutelata. Dunque bene la sostenibilità ambientale, ma ovviamente dobbiamo come istituzioni a 360 gradi tenere in considerazione questi altri aspetti che vanno a braccetto poi con essa. Come dicevi sul discorso cosa ci aspettiamo da questi Stati Generali, da prima giornata piuttosto che da questa giornata e delle altre due che verranno nei giorni successivi. Sicuramente l'interazione tra gli operatori e le istituzioni. Il libro bianco ne è un motivo, diciamo così, per accogliere, per dare lustro al lavoro che è già stato fatto.